San Francesco è la più antica chiesa eretta dagli ordini mendicanti a Treviso che ha conservato fino ai nostri giorni la sua struttura originaria. Il primo nucleo conventuale francescano sorse attorno al 1225 in una zona periferica della città, ma compresa entro la nuova cinta muraria. Qualche anno dopo venne promossa la costruzione di una chiesa e un convento definitivi, grazie all'elargizione di 1.000 lire da parte del comune. Si ipotizza che la chiesa sia stata edificata tra il 1250 e il 1280. Da notare che la cappella centrale a terminazione poligonale è tra i primi esempi di abside gotica introdotta in Veneto in una chiesa mendicante. Illustri famiglie trevigiane e della Marca scelsero questa chiesa quale Pantheon, dove insediare le loro cappelle gentilizie e monumenti sepolcrali. Si rese così necessario provvedere a un ampliamento attuato nella prima metà del XV secolo con l'apertura di 5 cappelle sulla parete meridionale della navata, creando una sorta di navatella laterale. Questo tempio, nel corso dei secoli, divenne uno scrigno d'arte, arricchito con altari, pitture e sculture di grande pregio, basti pensare ai dipinti di Alvise Vivarini, Carpaccio e Mansueti o di Paris Bordon. All'interno, nell'aula unica a granaio, predomina la sobrietà propria degli edifici francescani. Il soffitto ligneo a carena di nave è emblema della chiesa, barca di Pietro, che sulla parola di Gesù getta le reti e raccoglie ogni genere di pesci che sono nel mare. I mattoni faccia a vista simboleggiano ogni battezzato, divenuto nel battesimo pietra viva per la costruzione di un tempio al Dio vivo. L'altare della celebrazione è un blocco di marmo proveniente dalla Verna, dove San Francesco nel 1224 ha ricevuto le stigmate, i segni della passione di Gesù. Numerosi sono i pregevoli affreschi antichi che il restauro del 1928 ha riportato alla luce. Tra i più antichi, sulla parete sinistra della navata, campeggia un gigantesco San Cristoforo di fine 200. Sulla volta a crociera del presbiterio sono raffigurati gli evangelisti, seduti allo scrittoio intenti a comporre o meditare su un fondo azzurro stellato. Sulle vele dell'abside i 2 spicchi centrali sono riservati al tema cristologico e celebrativo del titolare della chiesa, le stigmate di San Francesco. Nella cappella Giacomelli, a sinistra della maggiore, è conservato l'affresco più pregevole, opera di Tommaso da Modena, con l'aiuto del maestro di Feltre, che raffigura la Madonna con il Bambino e i santi Antonio Abate, Caterina, Lorenzo, Giovanni Battista, Ludovico di Tolosa, Giacomo e Cristoforo. Il maestro di Feltre è ritenuto autore anche della Madonna con il Bambino e i santi Antonio Abati, Francesco, Bonaventura e Cristoforo della Cappella Rinaldi, la prima a sinistra. Infine, desta curiosità l'affresco del 1453 che raffigura Gesù Cristo crocifisso, un'immagine fatta dipingere su una colonna per ordine dell'inquisitore a spese dell'oste lupo giudeo, colpevole di aver servito carni a un cristiano nei giorni di venerdì e sabato. Non da ultimo, San Francesco ha anche il privilegio di ospitare le memorie funebri dei figli di Dante Alighieri e Francesco Petrarca. L'arca di Pietro Alighieri, morto a Treviso nel 1364, opera del veneziano Filiberto de Sanctis, venne qui traslata nel 1935 dalla chiesa trevigiana di Santa Margherita.